make you feel mellow. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel mellow. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel mellow. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things that make you feel mellow. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'appuntamento di Mixed, la politica di Enzo Cattaruzzi. Anche oggi, venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, siamo presenti con voi. Innanzitutto do il buon pomeriggio a Enzo, ben ritrovato Enzo. Allora, io direi di ciao a tutti, partire... benvenuti. Ecco, io direi di partire innanzitutto ricordando questa importante giornata che ha cambiato l'Italia dopo oltre 20 anni di dittatura e poi diciamo anche di un regime monarchico che è stato accondiscendente a quello che poi ha svolto il fascismo durante il periodo della dittatura, no? Però c'è da dire una cosa importante: non tutti i cittadini aventi diritto all'epoca del Friuli Venezia Giulia ebbero l'opportunità di recarsi alle urne, non per astensionismo, ma perché ricordiamo che questa era ancora una zona di controllo alleato, in particolare Sì. Gorizia e Trieste erano ancora sotto proprio il governo alleato, mentre la provincia del Friuli, con capoluogo Udine, e dall'altra parte Pordenone, che all'epoca dipendeva insomma da Udine, non era ancora provincia, poterono in certo senso recarsi alle urne. Allora volevo sentire un po' da te, che sei un po' lo storico e il notista della nostra trasmissione, il tuo parere in merito a questa giornata, soprattutto ricordando questo fatto Molto storico. semplice, noi siamo entrati dopo, per cui insomma dovremmo festeggiare il prossimo anno, non quest'anno, però hai detto bene tu, la Repubblica ci ha reso, diciamo così, nell'ambito europeo subito cittadini d'Europa, perché non dimentichiamo che subito dopo De Gasperi, Schuman, i principali due attori che hanno voluto ripristinare un po' quello che era un po' la vecchia Europa, insomma, no? Siamo entrati da sconfitti e siamo adesso un paese tra i migliori d'Europa, dobbiamo anche dire, abbiamo scalato veramente i vertici europei. Qualcuno storge ancora il naso, ma comunque sia, la Repubblica è un dato incontrovertibile e se c'è qualcosa da fare, forse qualche resting, come dice la Meloni, qualcosa dovrà essere fatto, no? Non so, una seconda parte della Costituzione stanno studiando per renderla un po' più moderna, non per renderla meno efficace. Anzi, Senti, voglio essere un po' provocatorio. Secondo te è giusto festeggiare il 2 giugno proprio come onore nazionale e magari cancellare quello che è l'aspetto ludico? Cioè magari abolirla e lasciarla come può essere, non so, il 4 novembre piuttosto che il 17 marzo o il 17 oggi febbraio. ho visto un po' le manifestazioni, hanno suonato proprio il Piave Mormorò, no? Per cui è chiaro che noi il 4 novembre siamo legati molto perché c'è stata la grande vittoria, per cui non possiamo cancellare questa grande vittoria. Però io credo che il 2 giugno sia giusto, insomma, festeggiare. Ormai noi sappiamo che in Italia festeggiamo il 25 aprile, festeggiamo il 1 maggio, festeggiamo il 2. Noi siamo pieni di feste per far sì che tutte le componenti siano tranquille, in qualche modo si possono riconoscere. Però io penso che il 2 giugno dovrebbero riconoscersi tutti, ecco, in sostanza. Mettiamo delle pietre sopra e andiamo avanti, altrimenti diventa un fastidio, insomma, ecco, non può essere una cosa di questo tipo. Adesso faccio una battuta vera e propria. Pensa se ci fosse stato Salvini al posto di Romita in quei famosi giorni post voto. Beh, insomma, voglio neanche pensare, meglio non pensarci. No, perché ogni tanto si rivede e si pensa al povero Romita, insomma, in quelle famose ore, no, dove affluivano i voti, non era come adesso che avevi internet, eccetera. Poi c'era sempre il problema dei dattiloscritti e via dicendo. Quando vedeva quei Insomma, numeri alla mano cominciava, abbiamo visto secondo che il me. Sud aveva votato in un modo e il Nord ha votato in un altro. Poi in chiaro, Certo. qualcuno dice che hanno aggiustato i voti, qualcuno dice no, però ormai era già chiara la strada, perché anche l'allora re aveva riconosciuto un tanto, e naturalmente i destini della nazione sono al di sopra delle dinastie e delle forze politiche, per cui al di là di tutto l'Italia si è dimostrata all'altezza della situazione, in sostanza, ecco.
chiaro. Quindi Senti, viva torniamo invece, il 2 torniamo, giugno. prego. Viva il 2 giugno, concordo. E poi io sono più per l'impero romano che per la monarchia italiana, no? Cioè l'imperator e L'impero romano, l'Augusto Principes. se noi dobbiamo appellarci a questo, poi l'Europa era Non ne tutta veniamo più nostra, fuori. lasciamo perdere, dai. Certo. Mare Nostrum. Senti una cosa invece, parliamo di attualità dell'immediato, torniamo ai giorni nostri. Caso Bini, scoppiato in aula nei giorni scorsi, insomma, questa interrogazione da parte della minoranza, accusando Bini, insomma, di conflitto di interessi. Lo stesso però ha detto so. Ma insomma, io penso questo, che l'imbarazzo della giunta e della maggioranza c'è, inutile nasconderlo. Il presidente della giunta non ha rilasciato ancora commenti, per cui io penso che sia, come si dice, abbastanza tapirato, in qualche modo dovrà trovare una soluzione. Bini ha detto la verità, in sostanza ha detto quello che ha fatto, insomma, non ha detto niente Però ci sono delle cose non scritte in politica, c'è l'opportunità, è vero che la legalità, tutto quello che vuole, però c'è anche l'opportunità di fare o non fare le cose. Per cui evidentemente questo ha dato la possibilità alla minoranza di riesumare un conflitto di interessi che io penso che, come ha detto, mi pare Moretuzzo, il candidato del centro-sinistra, ormai non si nasconde più e quindi c'è, chiaro, evidente, no? Quindi è evidente che in questo momento ci sarà un dibattito non solo all'interno del Consiglio di Stato, ma soprattutto della maggioranza. Io penso questo sarà, non penso che un centrodestra si possa permettere bucce di banana di nessun tipo, no? Poi insomma Bini ormai è un assessore potente, tra virgolette, è un assessore che ormai ha dato la sua impronta e quindi in qualche modo dovranno uscirne. Io penso che la cosa migliore è sempre la trasparenza. Senti, Per cui se ecco, la cosa... secondo te Federica farà un po' come Pilato oppure, come hai detto tu, qualcosa dovranno gioco forza trovare perché l'opinione pubblica di certo non starà muta e guarderà altro, no? Ma io non penso che sia solo il Presidente. Il Presidente trarrà le conclusioni sue come Presidente, ma c'è anche una maggioranza, c'è anche il Fratelli d'Italia che da quello che trapela mi pare che c'è un dibattito abbastanza serrato all'interno perché il partito voleva avere assolutamente le cose trasparenti e adamantine. Se le dichiarazioni di Bini hanno accontentato tutti, perché secondo me ha detto la verità, e questo sarà, insomma, no? Se invece il conflitto di interessi c'è, come sostiene Moretuzzo, in qualche modo dovrà ancora ripari. Non ci sono terze vie qui, o c'è o non c'è. Chiaro. Vabbè, poi sicuramente vedremo è tutto dopo l'estate. È un punto nodale, che poi da questo punto, noi avevamo detto anche tempo fa, la questione di San Giorgio Nogaro emerge nella sua diciamo, drammaticità, vogliamo dirlo? Lo diciamo, perché è evidente che qui, prima di prendere una soluzione di questo tipo, mi pare che l'investimento è importante, si parla di 30 miliardi, si parla di un'area molto vasta per avere una grande possibilità di lavoro, ma poi c'è anche la questione ambientale. Quindi io penso che molti la volevano, ma molti stanno disconoscendo e, come si dice sempre, alla fine la paternità non è di nessuno, insomma. Solamente che l'imprenditore, insomma, si è esposto e in qualche modo io penso che andrà fino in fondo. Certo. Senti, invece per quanto riguarda zona di Udine, oggi è uscita un bel servizio sul quotidiano locale, il Messaggero Veneto, tanto per fare i nomi, si parla di Pasian di Prato, si parla di riqualificazione urbana, soprattutto viabilistica, no? Da anni, da quando praticamente dovevo nascere ancora io, si parlava della famosa superstrada che doveva partire da Paparotti e sbucare a Basaglia Penta. Si parlava del sottopasso di Santa Caterina, ma quello è stato fatto dopo 80 anni, ma insomma è stato fatto. Dopo 150 anni, perché era già previsto nel 1860, quando iniziò il primo treno partì da Udine verso Venezia, ma qualcosa è stato fatto. Ecco, quali soluzioni secondo te si possono intraprendere? Non dico per dare il contentino a tutti, ma secondo te la logica qual è? Ma guarda, noi sappiamo che il comune di Udine ha eliminato tutti i semafori sul viale Venezia che
diciamo così, è un tronco principale per arrivare sull'altro pezzo della Pontebana. Voi sapete che Udine non ha un ring, quindi bisogna passare attraverso la città, ed è il punto di riferimento tra Udine e Pordenone. Ci sono 2 o 3 strozzature, Santa Caterina e Casarsa. La stessa cosa a Casarsa sta succedendo, probabilmente ci succederà qualcosa, stanno tentando poi trovare delle soluzioni. Ma qui la cosa è un po' singolare, no? Perché quando è venuto questo magnifico rettore di Yerevan, l'università armena, a far visita a un responsabile locale di una importante associazione armena, qui ha trovato questo ingorgo, insomma, e lui, essendo anche un urbanista, ha detto: ma se volete io vi do una mano. E quindi è una cosa molto semplice, l'ha proposta al sindaco. Il sindaco quello ha detto: sì, va bene, anch'io avrei questa idea. Adesso c'è un problema, il problema è Fujistrade che deve intervenire, se interverrà, perché il costo, a mio modo di vedere, non è molto alto e anche i tempi potrebbero essere molto, molto stretti, al limite un anno, io dico. Però è evidente che qui insiste una località importante, quella di Villaggio Primavera, che è nata negli anni in maniera molto strana e che comunque ha un bacino di utenza molto, molto importante che esce sulla Pontebana, no? Per cui forse qualcuno dice è contrario alla rotonda, ma ormai le rotonde sono fatte dappertutto e penso sia l'unico modo per uscire da questo perché altre soluzioni, se no... No, perché dicevo, se no altre soluzioni sono quelle di fare, poi c'è la probabilmente la tangenziale sud, certo. Questo è vero, però questo sgraverebbe il traffico pesante. Ma Pasini Prato chiede anche un'altra cosa, chiede che una bretella dal sottopasso passi attraverso il proprio territorio per andare a congiungersi alla provinciale di Sedegliano, per portare appunto fuori tutto il traffico pesante, poi c'è l'autostrada, eccetera. Per cui risolverebbe all'interno del comune, no? È evidente che Santa Caterina ha un biglietto da vista del comune di Pasini Prato, perché tutti passano di qui, tutti vedono, insomma, no? E il traffico... Ecco, ricordiamo, giusto Enzo, permetti, giusto magari per chi non conosce bene il territorio, la bretella eventualmente proposta sarebbe quella all'altezza dell'attuale rotonda sotto il sottopasso di Santa Caterina, che da lì porterebbe verso nord-est e si collegherebbe poi con la famosa Udine Sedegliano. Esatto. È chiaro che qui le 2 rotonde potrebbero sgravare molto il traffico, no? Qualcuno ha paura che magari uscendo dalla via Lignano, che è la via che viene da Villaggio Primavera, può intasare, ma io penso di no, perché le rotonde sono fatte proprio per snellire il traffico. Bisogna vedere se l'amministrazione attuale avrà l'idea di mettere in pratica questo, ma io penso che comunque il dibattito sia sano, perché sia giusto dibattere su una frazione molto importante come quella di Santa Caterina. Poi il traffico, in qualche modo, nessuno vuole averlo sotto casa, no? Ecco, ricordiamo poi, tra l'altro, permettimi, io tra l'altro ci ho lavorato un anno lì vicino e dunque conosco bene quel tratto di strada. Ecco, ci sono tra l'altro i 2 semafori che sono praticamente quasi attaccati, 50 metri tra uno e l'altro. Ecco, dunque sarà da studiare una soluzione giusta in modo tale che la rotonda sia propedeutica per far sì, come hai detto tu, che il traffico sia scorrevole e non provochi l'esatto contrario, no? Esatto, beh, insomma, io penso che degli studi ci sono già, perché è da una ventina d'anni come minimo che si sta studiando tutte le questioni, per cui insomma l'amministrazione comunale di Pasini Prato, io penso che abbia il diritto di intervenire, ma soprattutto anche il dovere di farlo, perché insomma il tempo stringe e comunque sia una soluzione bisogna trovarla. Certo. Bene, grazie Enzo come sempre per la tua cordiale partecipazione, grazie ai nostri amici per la visione all'ascolto. L'appuntamento odierno con Mixed termina qui, noi torneremo chiaramente venerdì prossimo con altri argomenti, altre tematiche dedicate al Friuli Venezia Giulia. Come si dice nella lontana, non perfida Albione, nella lontana provincia dell'Impero, visto che siamo il 2 giugno, mandi e alla prossima. Mandi. Make you feel mellow, gotta think about